Sono 30 gli interventi previsti in tutta la Liguria ritenuti prioritari per la difesa della costa. Gli 8 milioni di euro sono stati ripartiti dalla Regione sulla base di una graduatoria della Protezione Civile. I fondi consentiranno il ripristino, la progettazione e il potenziamento di dighe, moli e scogliere colpite dalla mareggiata di fine ottobre 2018. Per il Tigullio 2 milioni e 470 mila euro è la cifra assegnata a Santa Margherita Ligure per i lavori di protezione del litorale, al porto e per i dragaggi. Rapallo potrà contare su 500 mila euro per mettere in sicurezza le scogliere dei moli del Porticciolo, del Castello, il lungomare Vittorio Veneto e San Michele di Pagana. Previsti poi 450 mila euro per gli interventi alla scogliera di sostegno alla passeggiata mare e sui pennelli nel comune di Lavagna. 120.000 andranno a Moneglia, 100.000 a Sesti Levante, investiti nella ringhiera di accesso all'Arenile, sui pennelli a mare e per il ripascimento delle spiagge. Infine 90.000 euro a Sori e 80.000 per il comune di Bogliasco. Gli 8 milioni ripartiti si aggiungono a quelli già stanziati dalla Protezione Civile Nazionale per le somme urgenze e al 1,5 milioni di risorse stanziate dalla Regione per Portofino. A Santa Margherita Ligure, dunque, la cifra è stata accolta con grande gioia e sorpresa. 2,5 milioni di euro che ci permetteranno di fare il lavoro più importante per poter riaprire il porto entro l'estate, ha dichiarato il sindaco Paolo Donadoni. È la terza tranche di lavori, dopo quella assegnata dal Comune direttamente e quella stanziata dal Provveditorato delle Opere Pubbliche. È già partito l'intervento di Santa Margherita Ligure, curato direttamente dal Comune, per il ripristino di Piazzale Cagni e la risistemazione delle colonnine, affinché gli ormeggi tornino funzionali. Adesso parte anche il cantiere del Provveditorato, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture, 600 mila euro per sostanzialmente chiudere il buco della spezzatura che c'è a metà del porto e cominciare i lavori di messa in sicurezza e di protezione. È un segnale importante che a 3 mesi dall'evento già cominci il lavoro di risistemazione e messa in sicurezza della diga foranea.